cantiere è stato un cantiere velocissimo, partito a giugno di quest'anno, non appena abbiamo liberato l'area dagli ultimi pazienti Covid e terminato pochi giorni fa. 18 letti di area critica, speriamo di non doverli utilizzare, la utilizzeremo per i ricoveri ordinari di area medico-riabilitativa, ma è chiaro che nel momento in cui ci fosse un'emergenza sanitaria di qualsiasi tipo e la Regione ci chiedesse la disponibilità di questi letti per questa azienda o anche per le altre aziende della Regione, noi in 24 ore la rendiamo, massimo 24 ore la rendiamo disponibile per il trattamento di pazienti in fase critica. Oggi pensare che noi abbiamo già delle postazioni attrezzate che immediatamente possono essere rese disponibili diventa fondamentale nell'affrontare anche situazioni critiche qualora dovessero emergere, ma soprattutto dimostra anche come poi continuiamo a investire nel nostro sistema sanitario, nelle nostre strutture, nei nostri 68 ospedali e per quanto riguarda anche le attrezzature di ultima tecnologia. Abbiamo dovuto cambiare il modello organizzativo portando in questa area qui, che è area critica ma diventerà area di ricovero di area medica, e tutta la parte riabilitativa che in passato era qua viene invece spostata a fronte mare, nei padiglioni fronte mare. La dialisi che veniva fatta al piano sotto, che oggi è diventato terapia intensiva, verrà collocata in una struttura nuova che andremo a realizzare dall'anno prossimo in modo tale da fare il trattamento dei turisti in assoluta tranquillità. Noi ringraziamo la Regione del Veneto e l'ASL 4 perché da molti anni si dimostra una vicinanza materiale, oggettiva nei confronti dell'ospedale di Jesolo con numerosi investimenti, e proprio il fatto di avere un ospedale, un presidio sanitario di alto livello è anche garanzia del successo dell'offerta turistica della nostra città, ma direi della costa veneta, perché ormai è dimostrato che numerosi turisti, soprattutto di provenienza straniera, di quel segmento family, scelgono la destinazione meta delle proprie vacanze anche e soprattutto in base all'offerta sanitaria, e il fatto di avere un ospedale e un pronto soccorso sul territorio riesce a garantire per Jesolo una attrattività molto importante.